Assessore Torrenti, Barcolana è un tassello fondamentale dell'attrattività di Trieste e della regione. Assolutamente, tassello fondamentale, un evento che non ha paragoni in tutta la nostra regione, probabilmente anche in Nord Italia. Perché? Perché non solamente è un evento di grandi dimensioni, ma è un evento che si sposa perfettamente alla nostra identità, al nostro futuro, quindi il mare, la festa del mare, la competizione, le vele, il mare nel silenzio, quindi, quindi diciamo sicuramente concentriamo qui la massima attenzione, la Regione appoggia Barcolana da tutti i punti di vista, con le strutture, non solamente con i finanziamenti, ed è un evento che sta crescendo anche con tutta una serie di eventi collaterali, anche di tipo culturale, che però sono finalizzati a dare ancora maggior spessore alla competizione. Quindi siamo estremamente soddisfatti di questo nuovo corso inaugurato 3 anni fa, pensiamo che possa andare avanti e svilupparsi ulteriormente insomma è, diciamo, chiaramente un fiore all'occhiello incomparabile per la città e per la regione intera, insomma, un punto di riferimento assoluto. Possiamo dire che non da oggi il sistema e il mondo della cultura è a fianco di questo evento sportivo, che dunque non è solo sport. No, ma perché parte, diciamo, proprio dal fatto che lo sport, visto così inserito nella sua comunità, quando non è solamente sport agonistico, competitivo, come dire, alienato dal contesto, fa parte della cultura della città, quindi da sempre, diciamo, la cultura della città si è sposata con l'evento Barcolana, perché è insito in sé. Allora diciamo che è stato uno sviluppo naturale quello di riuscire a sviluppare Barcolana non solamente con l'evento, il grande concerto prima, ma prima con le immagini, le fotografie, poi con i video, poi con la partecipazione dei ragazzini, poi con il senso del vento, lo spirito del vento e lo studio del vento, perché anche dobbiamo ricordarci che la città nasce, insomma, con la sua Bora, con il suo vento, la manifestazione nasce così e quindi, diciamo, fa parte proprio insita della cultura e della storia della città, il vento e conseguentemente la vela. Quindi su questo, diciamo, sicuramente questo corso di Barcolana l'ha interpretato al meglio e credo che quest'anno sia veramente il vertice fra le edizioni finora svolte e auguriamo ovviamente che domenica sia una giornata ventosa dopo qualche, almeno con un po' di vento, dopo qualche edizione anche troppo tranquilla di Bonaccia, quindi insomma buon vento veramente alla Barcolana.